Dopo i fatti di Casamicciola, nell'isola di Ischia, il governo vuole sapere quali sono i rischi idrogeologici del paese. Il prefetto di Belluno, per dare risposte concrete, ha chiesto ai 61 sindaci della provincia di rendere note le singole situazioni di rischio. In 24 hanno risposto. Tutti si sono presentati agli incontri promossi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I sindaci hanno evidenziato le loro criticità presenti nei propri territori, così come anche noi abbiamo riportato quelle che sono le situazioni che riteniamo più a rischio in base alla nostra esperienza. Considerate che noi mediamente ogni anno effettuiamo circa 300 interventi a seguito di segnalazioni per dissesto idrogeologico. Ci siamo confrontati, abbiamo concordato le linee da seguire per una mappatura che ci consenta di conoscere nel dettaglio, con piena consapevolezza, le vulnerabilità del territorio per poter lavorare insieme su progetti di messa in sicurezza, utilizzando anche i copiosi finanziamenti che arriveranno dal PNRR. La questione è delicata e più di qualche sindaco avrebbe espresso perplessità. L'assessore veneto alla protezione civile Giampaolo Bottacin ha tranquillizzato i primi cittadini. Le lettere che alcune prefetture hanno inviato ai sindaci relativamente al rischio idrogeologico, afferma Bottacin, stanno creando una certa preoccupazione nelle amministrazioni locali. L'assessore regionale è perciò intervenuto in queste ore per chiarire che sono stati approvati i criteri e le modalità per la programmazione degli interventi e che sono state definite in particolare le diverse fasi in cui deve essere sviluppata la loro programmazione e realizzazione, oltre che le priorità dei lavori.